Proprio sulla strada di questa continuità, da Venezia a Padova, il dottor Contatto ha sottolineato come è importante in questo momento lavorare insieme anche in una visione nuova della sanità dettata anche dall'emergenza del coronavirus, più territorialità. Sì, beh, c'è un grande lavoro di squadra tra le aziende sanitarie sotto la regia del Presidente che naturalmente ci segue, non dico giorno per giorno, ma minuto per minuto e di questo lo ringraziamo molto. E quindi c'è un lavoro comune, c'è una intesa altrettanto forte tra le aziende sanitarie in maniera che si possa realizzare quel piano di attenzione, di cura, come dire, battaglia insomma, ecco, a questo virus in maniera uniforme e omogenea su tutto il territorio. Lei qui ha affrontato la sfida, no, di far crescere l'Angelo e tutto il sistema della sanità veneziana e della terraferma. A Padova l'aspetta la sfida del Policlinico Universitario. Sì, sono sfide importanti. Quella che ho, come dire, sviluppato qui a Venezia è stata sicuramente importante, con un risultato direi importante. A Padova affronteremo la sfida del nuovo Policlinico Universitario, affronteremo la sfida della nuova pediatria dal punto di vista strutturale, perché poi ci sono anche tante sfide in tema di servizi da erogare alle persone, di attenzione quindi alle persone. E così il nostro lavoro è una continua sfida a migliorare sempre di più il servizio alla nostra gente. Ha posto particolarmente l'accento sulla necessità di lavorare in squadra, ma non come frase detta e buttata lì, ma proprio come lavoro di tutte le USL, soprattutto quelle contigue, sinergico. Certo, bisogna far così perché in questo periodo tutti i contributi, tutte le energie, tutto quello che possiamo mettere in campo deve essere orientato alla risoluzione dei problemi. Oggi abbiamo un enorme problema che è il Covid, cioè se noi affrontiamo per esempio in maniera così chiusa, non in sintonia, non in rete, per esempio la dinamica delle vaccinazioni, siamo spacciati. I vaccini devono arrivare a tutti, come sta facendo la Regione, devono essere messi a disposizione, devono essere distribuiti, devono raggiungere tutti i possibili meandri dell'organizzazione e della Regione al fine che tutti possano avere le stesse identiche opportunità.